Noi stiamo assistendo da un lato al nostro impegno, l'impegno delle forze di polizia, polizia di Stato, Armate dei Carabinieri e anche polizie locali, su un maggior controllo sulle strade. Sono stati fatti controlli ordinari e controlli straordinari. E in questo periodo, raffrontando i primi semestri del 2023 e del 2024, abbiamo visto un decremento delle sanzioni, dei verbali di accertamento di sanzioni, 1 migliaio in meno. Così come abbiamo assistito anche a un decremento dei provvedimenti di sospensione. Il dato che però ci induce a una riflessione è che rispetto invece al 2022 sono in aumento, sia nel 2023 abbiamo avuto un aumento di tutti i provvedimenti di espulsione e in particolare per guida in stato di ebbrezza. L'altro aumento che abbiamo assistito su questa tipologia di sanzione, la sospensione della patente, è l'eccesso di velocità. 401 nel 2022, 464 nel 2023. Cosa si può fare di più per contrastare gli incidenti, soprattutto mortali? È assolutamente necessario aumentare la nostra attività di prevenzione, che l'amministrazione provinciale coordina con iniziative nei confronti delle varie categorie di utenti della strada, dai giovani fino agli anziani. L'utente deve mettersi alla guida in condizioni di prudenza. L'automobile può diventare un mezzo distruttivo della propria vita e della vita degli altri, e quindi porsi alla guida in condizioni tali da poter guidare l'auto in sicurezza.